Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato 3 agosto a tutti voi telespettatori della nostra prima edizione. Vi racconteremo tante storie di cronaca, torneremo evidentemente a parlare del Consiglio Comunale straordinario di ieri che abbiamo seguito in diretta con la nostra edizione straordinaria. Parliamo ovviamente di Venezia, parliamo di Brugnaro, parliamo delle polemiche. Vi ricordo, lo faremo meglio dopo, che questa sera alle 21 imperdibile c'è uno speciale curato dal nostro Lucio Zanato della nostra storia che sarà a casa di Gentilini, di Giancarlo Gentilini, che oggi compie 95 anni, e una prima serata con lo sceriffo per raccontare di questo compleanno speciale e di una vita insomma passata spesso anche poi sotto i riflettori dei media, quindi imperdibile dalle 21 di questa sera. Ma ve lo ricorderemo meglio dopo. Allora, la cronaca, ci sono tante notizie, ma ieri abbiamo aperto i telegiornali di Treviso con questa razzia davvero incredibile delle canne d'organo, ben 19 rubate all'interno della chiesa di San Trovaso. Già lo diceva Francesca Bozza ieri nel servizio, non l'unico colpo in questi giorni, c'è una banda specializzata in questo tipo di furti che appunto suscitano anche indignazione ovviamente nelle comunità. E allora un altro di questi furti è avvenuto a Mogliano nei giorni scorsi, sempre Francesca Bozza in diretta proprio da Mogliano. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicola e buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Siamo accompagnati dal suono delle campane che suonano il mezzogiorno in punto. Ebbene sì, siamo nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, appunto come hai detto tu, a Mogliano. Insieme a me Manuel Copertino, organista qui ma organista anche a San Trovaso, nella chiesa di San Trovaso di Preganziolo, dove hai ricordato bene tu di questo raid da parte dei ladri, sparite ben 19 canne dall'organo ottocentesco. Allora ricostruiamo quanto accaduto nella chiesa più piccola di San Trovaso di Preganziol, anche con le parole del parroco ai nostri microfoni. Hanno portato via 19 canne dell'organo antico del 1849. È un danno abbastanza serio. Anche le parrocchie, bersaglio dei ladri, in azione martedì a San Trovaso a sparire le canne più piccole dell'antico organo della vecchia chiesa della frazione di Preganziol, un danno morale ed economico per l'intera comunità. Soprattutto moralmente prima di tutto, e poi economicamente è un danno incalcolabile, perché non si possono fare le canne con i metodi di allora adesso. Il furto in pieno giorno con i malviventi che hanno approfittato del fatto che la chiesa fosse accessibile, come succede sempre. Infatti viene aperta alle 7 e chiusa alle 19. Io ho visto un furgone insolito, ma pensavo fosse quello dell'idraulico, perché c'era una perdita d'acqua lì. Invece erano loro. In pieno giorno? In pieno giorno, tra l'1:30 e le 2 del pomeriggio. I ladri, una volta all'interno, hanno staccato dalla parete il quadro raffigurante la Via Crucis e dopo averlo poggiato delicatamente a terra hanno utilizzato una scala per raggiungere l'organo e portare a termine il colpo. La settimana precedente anche la chiesa più grande era stata oggetto di vandalismi e furti, sparita la tastiera dell'organo. La cattiveria, diciamo così, hanno forzato la vetrinetta, portato via il portachiavi, per cui ho dovuto rifarmi tutte le chiavi che era dentro la vetrinetta, con le chiavi che avevo io. Ma il furto di San Trovaso non è un episodio isolato. Purtroppo ho saputo che anche altre parrocchie, anche ieri, sul Veneziano, non mi ricordo più il nome della parrocchia, e la volta prima a Mogliano Veneto. Noi pensiamo sia sicuramente furti di commissione, su commissione. Furti e vandalismi che hanno spinto Don Daniele ad affiggere questi cartelli che avvertono i fedeli che le due chiese, solitamente sempre aperte, saranno accessibili solamente durante le funzioni religiose. Finché non smettiamo delle fotocamere, ci organizziamo in modo diverso, quindi è un danno economico anche da quel punto di vista, chiaramente. Ladri insomma sempre più senza scrupoli, che non si fermano di fronte a nulla, nemmeno davanti ad una chiesa. E lì hanno altri scopi. Il Dio denaro vale più del Dio nostro. Avete sentito le parole del parroco di San Trovaso? Il Dio denaro vale più del Dio nostro, dice, per queste persone. Si presuppone, si ipotizza che possa trattarsi di una banda organizzata che su commissione prende di mira gli organi nelle chiese, l'organo ottocentesco, ma Manuel, lei che questi organi li suona, dice questo è molto più recente ma comunque ha un valore, questo nella chiesa di Mogliano.
Sì, ha un grandioso valore anche perché è stato fatto con molta partecipazione sia da parte dei fedeli sia da parte dell'ex parroco, che ora è il rettore a Martellago, Don Matteo Gatto, a cui ci teneva molto anche personalmente, ha seguito lui stesso i lavori e dispiace dirlo, ma questi sono furti che non fanno male solo a chi ne ha competenza riguardo questo, ma anche un po' a tutta la comunità, perché come ha ricordato Weissmuller Thomas, l'organista del Duomo di Treviso, l'organo non è solo dell'organista, non è solo del parroco, ma è un po' di tutti, è per il servizio di tutti, per il servizio della comunità e per il servizio di chiunque ne abbia bisogno. Ecco, allora Manuel, io direi di spostarci insieme a Francesca Pezzo proprio qui davanti all'organo e ci racconti perché Nicola, se a San Trovaso il furto dovrebbe essere stato messo a segno dalla ricostruzione fatta dal parroco martedì scorso tra le 13 e le 14:30, qui si parla di furti in più giorni, probabilmente nei venerdì in cui la chiesa rimane aperta. Sì. E quante canne sono state rubate, Manuel? Allora, la chiesa qui rimane, secondo ciò che è stato ricostruito sia da parte dei sacrestani, del parroco, ma anche da parte dei carabinieri, delle forze competenti, rimane aperta il venerdì pomeriggio, poiché ci sono dei corrieri che devono lasciare dei giornali, quindi la chiesa, diciamo, è in libero accesso, non è videosorvegliata purtroppo e l'allarme non è neanche attiva o comunque non è funzionante. Quindi anche qui si è verificato un furto abbastanza simile a ciò che è successo in alcune chiese di Venezia, nella chiesa di San Trovaso, ma anche in altre chiese, tra cui so anche a Bologna c'è stato un problema simile nel Duomo di Bologna. Ecco, Manuel, ci fa vedere dove mancano le canne? Allora, le canne mancano qui in questi buchi, diciamo, a cui basta sfilarle, si possono portare via tranquillamente, sono in una lega di stagno e piombo e possono valere tranquillamente, se ben tenute e soprattutto ben fatte, anche 200 euro l'una, soprattutto nell'organo antico dell'altra parrocchia. Mancano qui e anche dall'altra parte. Non sono canne di facciata, sono canne interne, quindi è per questo che fa diciamo sospettare che il ladro, comunque i ladri, siano del mestiere competenti, perché se fosse stata un'altra persona avrebbe portato queste qui che sono completamente in stagno e non si sarebbe interessato delle altre, infatti mancano note specifiche. Ecco, e il valore di questo furto? Allora, il valore inteso come valore commerciale, basta tirare una piccola somma, siamo a circa 1.000-1.200 euro, perché fortunatamente solo di canne non ne sono state rubate tantissime, anche se questo non è un organo grandissimo, circa 560, e sono più moderne, quindi diciamo hanno un valore meno importante rispetto a ciò che è successo a San Trovaso. È anche vero che il motore, che è dall'altro lato dell'organo, non è più funzionante, probabilmente il condensatore si è rovinato, che è una parte che si associa al motore dell'organo, ma può essere anche, siccome abbiamo trovato le canne laterali in legno d'abete che sono state manomesse, può essere anche che i ladri abbiano cercato di portare via un motore della marca Daminato, che è una marca piuttosto importante, e quello l'avrebbero potuto benissimo vendere anche a 3.000 euro, perché purtroppo funziona così il mercato dell'organo. Ecco, io chiedo a Francesca di inquadrare, se riesce, questo cartello qui che indica proprio che l'organo in questo momento è fuori uso, non è utilizzabile, mentre fortunatamente quello di San Trovaso, ci diceva il parroco, si può ancora usare, e qui viene anche nello specifico, vengono indicate quelle che sono le canne che sono state rubate. Un'ultimissima domanda, Manuel, tra l'altro questa chiesa e questa zona qui è stata oggetto di anche atti di vandalismo nei giorni scorsi. Allora, tempo fa, alcuni anni fa, hanno rubato le statue di San Marco e della Madonna, che poi sono state rifatte, ma sempre parlando dell'organo, come è successo a San Trovaso, abbiamo trovato cartacee di caramelle, di cioccolatini dentro la pedaliera, che si può definire come un ulteriore tastiere, diciamo, a disposizione dell'organista. Ma anche ad esempio a San Trovaso il parroco ha trovato
nella chiesa, graffiti vicino alla chiesa, non ho ben capito, comunque questa dovrebbe essere la ricostruzione. E parlando di quest'organo qui, appunto come hanno detto prima è fuori uso fino a nuovo ordine, e fin quando non verrà rimesso in sesto si parla almeno di ottobre, diciamo, per questo, perché è un danno abbastanza importante per la parrocchia siccome è abbastanza piccola. Una risposta flash per lei che suona quest'organo, cosa significa tutto questo? Allora, più che dispiacere c'è rammarico soprattutto, ma saremmo intenzionati un po' a capire chi sono, perché sarebbe importante, ecco, che chi abbia fatto questo furto, se non è lo stesso di San Trovaso, anche se dubito, venga spontaneamente, diciamo, anche se non sia cristiano, che non abbia il cosiddetto spirito cristiano, come accennava anche Don Daniele Bortoletto, almeno si renda conto di ciò che ha fatto, perché è un organo che viene utilizzato, a cui hanno fatto concerti. Avevamo anche in programma di fare un concerto verso ottobre-novembre, però attualmente, diciamo, è tutto sospeso, fermo. Ecco, questo è l'appello di Manuel Copertino, insomma, chi è stato restituisca queste canne, perché è un furto che ha un valore economico, ma che ha soprattutto, come ci diceva ieri anche il parroco di San Trovaso, un valore morale per l'intera comunità. Questo organo, lo ricordiamo, non è al momento in uso, non si può utilizzare. Grazie davvero a Manuel Copertino. Nicola, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Francesca Bozza. Noi prima di andare a Venezia con il nostro Filippo Fois restiamo però sul tema furti, ci torneremo anche dopo, perché fa scalpore anche quanto accaduto a Cassola. Siamo nel Vicentino con i ladri che bloccano le strade di accesso, sfondano i cancelli di un'azienda Orafa e anche il portone blindato con una ruspa. Un colpo programmato sin nei minimi particolari, quello messo a segno la scorsa notte ai danni della DB SPA di Via Grande a Cassola, azienda che conta una quarantina di dipendenti, che produce catene d'oro ed argento. Proprio all'argento puntavano i malviventi, che si sono assicurati di poter lavorare indisturbati bloccando la principale Via Grande, posizionando grossi mezzi da cantiere per inibire l'accesso alla ditta. Almeno in 6, usando una ruspa, hanno quindi raggiunto lo stabile, sfondando prima i 2 cancelli d'accesso per poi raggiungere il retro, e qui a più riprese hanno letteralmente abbattuto il portone blindato che porta all'interno dei laboratori. Le immagini sono più che mai eloquenti, si vedono i malviventi che con addosso caschetti muniti di torcia arrivano a piedi, e poi il grosso mezzo che si abbatte più e più volte contro il portone sino a buttarlo giù, facendo scattare l'allarme anti-intrusione collegato al titolare Giovanni Maria Bizzotto e ai carabinieri. Quando parte l'allarme mi esce nel telefonino le immagini, quindi li vedevo in diretta. Solo che per venire qua ho dovuto fare tutto il giro, andare per San Zeno e attraversare la ferrovia. Quando sono arrivato naturalmente non c'era più nessuno. Distrutti gli impianti interni, danneggiati alcuni in maniera irreversibile, macchinari da centinaia di migliaia di euro. Il comando ha quindi caricato sulla benna della ruspa bobine di catene d'argento per poi scappare. Quando i militari sono arrivati, i predoni si erano già dileguati, passando attraverso il vicino binario della ferrovia, che ha riportato danni, rendendo necessario bloccare temporaneamente il transito del treno. Stamattina è passato il primo treno, i carabinieri hanno provato a fermarlo o a rallentarlo, e quello è passato fortunatamente liscio, ma dopo hanno constatato una differenza di misura parecchio alta dei binari, per cui hanno interrotto la circolazione dei treni. Tutto in 13 minuti. Persone che sapevano benissimo come muoversi, e non si esclude che la mente dell'azione criminale sia un terzetto sulle cui tracce da tempo sono le forze dell'ordine, formato da 3 ex militari dell'Europa dell'Est che avrebbero già colpito in altre parti d'Italia. Torneremo fra poco a parlare di furti e di razzie, andiamo però adesso a Mestre, e non si è spenta evidentemente l'eco del Consiglio Comunale straordinario di ieri che abbiamo raccontato nella nostra edizione straordinaria. C'è un nuovo sit-in questa mattina di fronte al municipio in via Palazzo, e poi anche si preannuncia una protesta alla mostra del cinema addirittura contro Brugnaro. Filippo Fois in diretta, buongiorno Filippo.
Sì, buongiorno, riprendiamo la linea quindi da via Palazzo, qui in questa via dove ieri si è svolta una manifestazione a cui hanno partecipato centinaia di persone mentre era in corso il Consiglio Comunale straordinario che è stato convocato dopo l'indagine della Procura di Venezia che ha travolto l'amministrazione comunale. Oggi c'è un'altra iniziativa, io mi avvicino a Michele Boato di Ambiente Bene Comune perché questa diciamo che è un'iniziativa, la presenza qui di fronte al municipio che non si esaurirà questa mattina. Sabato mattina è un invito ai cittadini e alle cittadine di farsi presenti sabato mattina alle 11 anche nei prossimi sabati, saltiamo solo Ferragosto la settimana, perché l'amministrazione deve capire che la gente non se ne va e ce ne siamo andati a casa. Certo, ieri ci ha raccontato le favole, io sono innocente, sono bravo, ha fatto scrivere la sua relazione dai suoi avvocati perché erano tutte legali le cose, ma è un sistema che la magistratura ha detto il sistema Brugnaro, cioè senza la democrazia. La gente deve tornare a partecipare, a stare col fiato sul collo alle istituzioni. Forse i nostri telespettatori ricorderanno che c'è stata una manifestazione analoga di fronte a Ca' Farsetti, viceversa, che è la sede veneziana del comune, in cui proprio in silenzio c'è anche oggi. Noi siamo in parallelo perché lì la fanno in silenzio, noi invece parliamo, ma le stiamo facendo di sabato mattina sia a Venezia che a Mestre. E io a proposito, visto che qui oggi è stata ribadita la richiesta di dimissioni del sindaco e della giunta, mi vorrei spostare, grazie intanto a Michele Boato di Ambiente Bene Comune, per farvi vedere questa postazione che si trova qui da ieri. È una postazione, è un ufficio dimissioni. Vedete, pratiche per ogni tipo di dimissioni in carta semplice o in bollo. Uno si può dimettere da quello che vuole, da sindaco, da assessore, da consigliere comunale fino a da residente, pseudo residente, insegnante, studente, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci sono dei moduli prestampati che si possono compilare e io volevo chiedere, diciamo a lui, lei che è responsabile qua dell'ufficio, come stanno andando le Stanno andando bene, ieri ne abbiamo raccolto una cinquantina, sono tutti cittadini dimessi, nel senso dell'aggettivo del termine, però combattivi, perché tutti mi dicono ma io veramente non sono mai stato zitto, sì, però adesso è il caso di alzare la voce sul serio, e quindi quando quest'urna sarà piena di dimissioni le consegneremo al nostro primo cittadino, sperando che l'esempio dei suoi cittadini lo porti a fare il passo. Ecco, perché qui in effetti ci si dimette da cittadino accondiscendente. Sì, no, da cittadino io non mi dimetto, ci mancherebbe, ci dimettiamo da cittadini accondiscendenti. Ieri, l'ultimo giorno di silenzio, da oggi, cioè ieri, e cambierò la data, il 9 agosto, il prossimo presidio che faremo, continueremo a raccogliere dimissioni. Grazie. Prego. Grazie. A proposito di gente che vuole continuare a far sentire la propria voce, ci saranno delle manifestazioni anche durante la mostra del cinema di Venezia. Il primo ad annunciarlo è stato Giovanni Andrea Martini, il capogruppo della lista di opposizione, la lista civica di opposizione Tutta la città insieme, definendo il Consiglio Comunale di ieri una farsa, anzi un film di serie B. E proprio ricollegandosi a questa metafora ha annunciato che ci saranno delle manifestazioni anche nel corso del Festival Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che garantisce, è inutile dirlo, un'ampia visibilità internazionale, e attraverso questo strumento appunto questi gruppi di cittadini che chiedono le dimissioni di Luigi Brugnaro e della sua giunta intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale quello che sta capitando a Venezia. Direi che per ora da Mestre è tutto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois. Allora vediamolo questo film, come l'ha chiamato il cittadini e come lo chiamano i cittadini di Mestre. Lo vediamo proprio quello che abbiamo raccontato anche nella nostra edizione straordinaria. Chiedo alla regia, sì, il blocco di Brugnaro. Partiamo da qui. Allora partiamo proprio dalle parole di Brugnaro ieri in Consiglio. Faccio un appello a me stesso: Luigi, tieni duro personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. C'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzichiadente. Ma dico, una domanda se la farà un attimo.
dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. In un secondo intervento più a braccio, Brugnaro spazia anche su altri argomenti. Momenti di tensione quando chiama in causa l'apprezzamento del consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini riguardo alla protesta con pistole ad acqua sui turisti usate a Barcellona. Brugnaro si accomiata citando le dichiarazioni dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, da poco uscito dagli arresti domiciliari, col quale aveva fondato la lista elettorale Noi Moderati durante le ultime elezioni politiche. Ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. Alla fine i consiglieri di maggioranza si sono alzati ad applaudire il sindaco, ma il rumore delle contestazioni era evidentemente più forte. E vediamo allora qual è stata la reazione, poi rivediamo qual è stata la reazione dei consiglieri sia di opposizione che di maggioranza. Saluto in particolare il signor Sindaco, a cui rivolgo in apertura una semplice domanda. Ma perché lei non viene mai in Consiglio Comunale? Perché noi non abbiamo mai il piacere di confrontarci con lei? È un confronto serrato quello che si consuma tra maggioranza e opposizione al Consiglio Comunale straordinario di Venezia, convocato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che ha scosso l'amministrazione. Un confronto che ribadisce con forza e ancora una volta la spaccatura profonda che divide due idee di città e di politica. Qui siamo siamo immersi in un conflitto di interessi che sta travolgendo la macchina amministrativa del Comune di Venezia. Non era mai successo. Io ho sentito un sindaco che ancora oggi dice, proprio platealmente, che ha ad esempio accolto un investitore straniero a casa sua con il capo di gabinetto, vice capo di gabinetto che era l'amministratore della società che si occupava dei pili, il nuovo amministratore della società dei pili, quant'altro, a casa sua per parlare di investimenti. La magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità. Allo scoppio dell'inchiesta, politicamente gli occhi erano puntati sull'atteggiamento che avrebbero assunto gli alleati della lista Brugnaro. I partiti del centrodestra veneziani hanno ribadito il proprio pieno appoggio al sindaco, un appoggio entusiastico nel caso della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega, perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Dobbiamo continuare a rappresentare quel voto popolare che ci hanno assegnato ognuno con le proprie posizioni, chi ha maggioranza, chi ha l'opposizione. Non è cosa avete fatto, il tema è come lo avete fatto. Che ci sia un sistema
non lo diciamo noi, e mi riferisco anche ai consiglieri che che mi ha preceduto. Il sistema Brugnaro è stato detto, sono gli organi inquirenti hanno detto che in questa città c'è un sistema Brugnaro nel portare avanti le questioni. Quando si scende nel dettaglio, inevitabilmente il dibattito si sviluppa anche attorno all'arresto dell'assessore Boraso e alle intercettazioni tra lui e il sindaco. Il sindaco ha fatto finta di niente, anzi insomma ha dato di fatto del mariuolo a Boraso e lavandosi le mani, ecco, di tutto quello che è accaduto in questi anni, quando invece da quanto è emerso dall'inchiesta sappiamo che quantomeno dei dubbi ce li aveva e per questo avrebbe dovuto cacciare immediatamente l'assessore. Boraso si è dimesso, giustamente ha fatto una scelta giusta, ha stupito tutti noi, naturalmente le notizie che sono uscite, quello che leggiamo lo leggete anche voi dalla stampa e adesso si difenderà lui nelle sedi opportune. Nella maggioranza Fratelli d'Italia era stato il partito che aveva chiesto chiarimenti al sindaco sul futuro dei vertici delle società partecipate dal comune coinvolte nell'inchiesta. Adesso aspetteremo a vedere anche quelli che sono gli interventi che il sindaco intende fare. Noi quello che preme a Fratelli d'Italia è che la macchina amministrativa non si fermi. E intanto fuori le contestazioni le abbiamo raccontate sempre nella nostra edizione straordinaria con tante persone che gridavano dimettiti. Via Palazzo è gremita, circondato da un ampio dispiegamento di forze dell'ordine, il municipio di Mestre è pacificamente cinto d'assedio da centinaia di persone. Cori e striscioni chiedono le dimissioni di Brugnaro e della sua giunta, ma a momenti di tensione non ce ne sono. Accanto a gruppi più organizzati, ad associazioni e comitati, ci sono anche diverse persone che raramente prendono parte a manifestazioni. La convocazione del Consiglio Comunale straordinario dopo l'inchiesta della Procura di Venezia, la mattina di un giorno feriale, avrebbe potuto scoraggiare la partecipazione. Invece a Mestre protesta più gente che a Venezia. Ma siamo qua per dire che non siamo d'accordo con questa gestione della cosa pubblica. Sono venuto qui perché mi sembra la cosa più giusta da fare dopo 9 anni che siamo qua a soffrire, a svendere Venezia. Perché dovrebbe dare le dimissioni, sì? Perché le prove e le dimostrazioni che ci sia un sistema che è più interessato all'interesse privato proprio, a danno proprio dell'interesse e del bene pubblico sono evidenti. Il grande conflitto di interessi che c'è tra il Brugnaro, imprenditore dai vasti orizzonti, e il Brugnaro amministratore credo sia sotto gli occhi di tutti. Si metterà a fare la vittima di una situazione, di un complotto probabilmente, chi lo sa. C'è un sistema corrotto e una giunta senza dignità che per noi vanno cacciati. In un angolo ci sono anche alcuni sostenitori del sindaco, capitanati dal presidente della municipalità di Chirignago e Zelarino, Francesco Tagliapietra. Non c'è solo una fazione, ma c'è la città. Noi facciamo parte della città che è vicina a Luigi Brugnaro. Lui ha diritto di stare, per conto mio. Dopo, se ha sbagliato, io le do fuoco prima io. Queste le voci fuori dal municipio. Un altro tema politico, e sono due temi di cui parleremo fra pochissimo anche con Lucio Zanato a Treviso insieme a Fratelli d'Italia, è il tema del referendum abrogativo contro la legge Calderoli, la legge sull'autonomia, e con il raggiungimento del 500.000 di firme in questi giorni. Ne parla anche la CGIL. Sono state superate le 500.000 firme per il referendum abrogativo legato all'abrogazione della legge Calderoli. 500.000 di firme per abrogare la legge sull'autonomia differenziata arrivate alla piattaforma CGIL tramite SPID e raccolte in pochi giorni a partire dallo scorso 26 luglio. È un grande risultato, ma non è sufficiente. Noi continueremo a raccogliere firme nei banchetti, nei mercati, alle feste, per spiegare alle persone perché questo provvedimento è sbagliato. Lo facciamo assieme a tutti i componenti delle associazioni della Via Maestra, a molte altre associazioni e ai partiti, perché pensiamo che questo provvedimento non dia risposte concrete alle persone che rappresentiamo. In Veneto la raccolta firme continuerà per tutta l'estate tramite banchetti in tutti i comuni del territorio.
Allora, così per quanto riguarda il referendum, allora di referendum contro l'autonomia parliamo adesso, ma parleremo anche, abbiamo appena visto i servizi sul Consiglio Comunale straordinario a Venezia, per quanto sta accadendo a Venezia, con Lucio Zanato che è a Treviso con, lo vedo, Luca De Carlo, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Veneto, e il presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso, Claudio Borgia. Perché oggi in campo, Lucio Zanato? Buongiorno, in campo perché qui i Fratelli d'Italia ha presentato, diciamo così, la campagna informativa nella provincia di Treviso per quanto riguarda le azioni del governo e nelle 4, diciamo così, leggi che sono state approvate, quindi quella sull'autonomia, quella sulla giustizia, sul fisco e sul premierato. 4 azioni di governo che devono essere, come dire, spiegate ai cittadini, non è vero, senatore De Carlo? Beh sì, sempre, quando si lavora tanto come abbiamo lavorato noi, abbiamo anche il dovere poi di spiegarlo ai cittadini, perché sono riforme che avranno un riflesso immediato proprio sui cittadini, e quindi è doveroso spiegarle. Cercheremo di farlo anche durante la pausa estiva, cercando di non rompere troppo le scatole ai cittadini che magari in questo mese vogliono rilassarsi, però sapendo che se vogliono approfondire certi temi noi ci siamo, e lo faremo in tante piazze, in tante località turistiche, e utilizzando appunto quei canali che oggi sono a nostra disposizione, come il volantinaggio e tanto social. Appunto. Claudio Borgia, come siete organizzati? Andrete in giro a fare il porta a porta? Andrete nelle spiagge? Spiagge in provincia di Treviso non ci sono, però sul Piave qualche spiaggia c'è. Infatti era quella che volevo dire. Ecco, no, assolutamente. Come siete organizzati? Siamo organizzati che cercheremo di essere anche in questo agosto torrido, perché insomma ha incominciato con delle temperature importanti. Saremo sui vari territori, saremo capillari, saremo nei vari municipi con i nostri gazebo di sabato e di domenica per dare tutte le informazioni ai cittadini appunto sulle 4 grandi riforme che insomma stiamo portando avanti, che appunto sono fisco, premierato, giustizia e autonomia, e cercheremo anche di raccogliere, come facciamo sempre, le tante istanze da parte dei cittadini, perché la politica e la militanza soprattutto non si ferma neanche ad agosto. Poi io ho una serie di domande da farvi legate a... Partiamo con quella dell'autonomia, perché è molto sentita in Veneto. Siete più per proporre l'astensionismo, cioè non andare a votare, come è successo ad esempio con alcuni referendum, e i socialisti a suo tempo dicevano andate al mare, o siete per andare al voto e votare no a quel referendum proposto dal PD? Beh, intanto farei una premessa, cioè quella che io mi sono stupito del fatto che si siano raggiunte le 500.000 firme così velocemente. La sinistra ha strumentalizzato politicamente un tema che invece aveva visto i veneti in maniera chiara, bipartisan, trasversalmente schierarsi a favore dell'autonomia, un cambio di passo, un cambio di rotta, un'inversione a U che ha una spiegazione solo nella strumentalizzazione politica. Dopodiché in un referendum abrogativo non andare a votare è un metodo per votare, e quindi non è detto che non si possa scegliere quello, ma io mi concentrerei prima e molto sul spiegare ai nostri cittadini qual è la bontà di questo provvedimento. Non è uno spacca Italia, non lo è neanche chiedere un referendum spaccare l'Italia. Spaccare l'Italia la si spacca quando si raccontano fake news, quando non si dice la verità, quando il confronto non è tra due visioni, ma è strumentalmente siccome l'hai fatta tu, io oggi sono contrario. E quindi questo è spaccare l'Italia, e soprattutto dividere i cittadini consapevoli da quelli che invece ingannati non lo sono, e questo è un tema. Dopodiché noi abbiamo il dovere di spiegare appunto qual è la bontà di questo provvedimento, un provvedimento che prevede che siano le regioni a scegliere quali materie e quante farsene trasferire, per cui ognuno ha la piena appunto autonomia, che responsabilizza molto gli amministratori locali, perché come accade nei sindaci e come accade nelle regioni gli si può tirare la giacchetta quando qualcosa non funziona. Se poi qualcuno è contento anche al sud dello status quo, beh, allora non voti questo referendum. Ma siccome mi pare di capire, e sono anni che lo si dice, che c'è un'Italia a 2 velocità e che il sud va aiutato, e oggi gli diamo uno strumento per responsabilizzarsi attraverso anche un riequilibrio delle risorse, attraverso il quale possano diventare anche i cittadini del sud non sudditi, ma
e dei propri governatori, come accade purtroppo spesso, ma possono diventare protagonisti, non vedo perché non dovrebbero beneficiarne. Io credo che i cittadini siano molto più consapevoli e preparati rispetto a questo tema, rispetto a quella politica che vuole oggi strumentalizzarli. Comunque, diciamo, anche non andare significa dire no di fatto. Non andare significa, in un referendum abrogativo, significa dire no. Però io non voglio parlare di tattica oggi, io voglio parlare di strategia. La strategia deve essere quella di spiegare agli italiani, i veneti l'hanno già capito perché altrimenti non avrebbero votato così nel 2017, gli italiani, la bontà di questo provvedimento, che assieme al premierato rappresentano un cambio di marcia di questa nazione, stabilità e responsabilità dei territori. Io credo che questo sia per le motivazioni anche per le quali ci hanno eletto, e credo che questo sia la nostra linea, e in questo caso la nostra linea del Piave. Lucio, dopo vado a Claudio Borgia, però parlando di tattica, sì, dimmi. No, forse ti stavo anticipando la domanda, vai, volevo chiedere della Lega, non so se stavi per... Ecco, bravissimo, vai. Esatto, parlando di tattica, però voi fate questi gazebo esattamente nello stesso momento in cui anche la Lega fa gli gazebo, fa informazione, va in giro, addirittura Stefani ha presentato la campagna informativa della Lega. Cos'è, vi fate concorrenza? No, mi risulta che facciamo parte della stessa maggioranza, cioè quella maggioranza che ha approvato l'autonomia. Se poi io devo essere sincero del tutto, questa è la maggioranza governo Meloni che ha approvato l'autonomia, perché prima di maggioranze dove c'erano tutti l'abbiamo già viste e nessuno ha portato a casa il provvedimento. Ma volete mettervi il cappello sopra dell'iniziativa? No, non abbiamo bisogno, lo dicono i fatti. Il nostro è è oggettivo. Chi vede governo Meloni, autonomia. Prima governi X, Y, Conte, non Conte, con la partecipazione o meno dei nostri alleati, e non c'è nulla. Oggi tutte le forze devono andare in piazza. Anche Forza Italia deve scendere in piazza a spiegare la bontà di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto tutto con il governo di centrodestra, lo abbiamo fatto assieme, non l'abbiamo fatto l'uno contro l'altro. Semmai sono gli altri che devono andare in piazza a spiegare perché l'autonomia andava bene prima e non va bene adesso che l'abbiamo fatta noi. Questa era stilettata a Flavio Tosi, mi pare di capire. No, Flavio è un grandissimo, ha conquistato con i voti il suo seggio in Europa, continua ad essere un interlocutore per me validissimo, l'ho sentito anche ieri sera, quindi non c'è nessun problema. Credo che le cose che facciamo di centrodestra dobbiamo raccontarle tutti, perché sono cose di tutti, non sono cose sul quale può mettere la bandierina qualcuno e qualcuno no. Noi il premierato non siamo gelosi nel dire che l'abbiamo sempre fortemente voluto, però ricordo a tutti, anche qui agli smemorati, soprattutto a sinistra, che nel programma anche del 2018 noi avevamo federalismo e presidenzialismo, quindi non siamo cambiati, anzi abbiamo semplicemente messo a terra tutte le cose che abbiamo sempre detto. Claudio Borgia, posso farlo arrabbiare un po' adesso? Sì, deve. Se no lo faccio arrabbiare io, di solito lo faccio. Allora, senatore De Carlo, parliamo di Regione Veneto e prossimo Presidente della Regione. So che lei ogni volta che si tocca questo tasto ha da che ridire. No, io ma che ridire, io sono fieramente veneto, sono italiano prima di tutto, vivo nella regione più bella del mondo, che ha le Dolomiti, le montagne più belle del mondo, guarda caso dove vivo io, e il mare, le città d'arte, le campagne, le colline, patrimonio dell'UNESCO. Quindi vuole diventare Presidente della Regione? No, io vivo in Veneto da sempre, mi piace questo posto, sono convinto che il centrodestra possa governare la regione anche per i prossimi 14 anni, non solo negli ultimi, ma anche lo fa da molto prima, che l'assetto lo troveremo. Non mi appassiona il fatto che per 400 giorni ci si debba costantemente rovellare su chi sia il candidato, non mi appassionano neanche i tridenti, l'ho detto anche in conferenza stampa prima, l'unico tridente che mi appassionerebbe sarebbe quello dell'Inter. Posso dissociarmi da quest'ultima affermazione perché sono juventino, ecco, prendo le distanze da quanto detto neanche Borgia sull'Inter. Come vede neanche Borgia è perfetto, qualche difetto deve pure averlo, ma dico, mi appassionerebbe molto di più parlare di questo. Non mi appassiona parlare di assetti che non prevedono il centrodestra unito, anche perché noi eravamo collanti del centrodestra anche quando eravamo all'1%. Si figuri adesso che in Veneto siamo il primo partito di centrodestra. Tra l'altro ricordo ancora i Naviganti, 32 punto prendilo alle politiche. Non solo confermato, ha aumentato di 5 punti il nostro consenso alle scorse europee, 37,6, a dimostrazione di come i veneti
una scelta l'abbiano già fatta, e siccome i veneti sanno scegliere e non si fanno abbindolare da alchimie, tridenti, 4 punte, 5-5-5 la Lino Banfi, credo che i veneti abbiano già fatto la scelta e che lo faranno anche il prossimo anno. Dopo dovremo essere bravi noi a dare il miglior assetto possibile per continuare il governo di centrodestra di questa regione, indipendentemente se sia della Lega o di Fratelli d'Italia o un civico o di Forza Italia. Uno che rappresenti i veneti. I veneti, tra l'altro, una cosa sì ci hanno chiesto, quella di stare assieme. Per cui quando leggono di ricostruzioni divisive, credo che i primi scontenti siano proprio i nostri elettori, e noi non vogliamo scontentare i nostri elettori. Bene, mi sono tenuto il segretario Borgia semplicemente perché in conferenza stampa si è parlato anche, visto che siamo in comune di Treviso, dell'assessore Vettoretti e, diciamo così, di qualche, fra virgolette, polemica con i commercianti. Voi avete risposto così? Guardi, polemiche ce ne sono tante, non solo a Treviso, insomma dappertutto. È ovvio che non si possono accontentare tutti. Il dialogo però con le associazioni di categoria, con i commercianti, è sempre attivo. L'assessore Vettoretti ha il pieno sostegno da parte del partito. Non è una questione politica, è una questione amministrativa. Il sindaco l'ha chiamata? No, il sindaco non mi ha chiamato su questo tema, appunto perché non penso sia, come dire, all'ordine del giorno occuparsi insomma di questo, nel senso che, come dire, è stata una questione che è durata, insomma, 2 giorni, è una questione che accade non solo in questo campo ma anche con altri settori, in altri campi, in altre realtà. È una normale, come dire, discussione che può succedere, per cui insomma io non vedo quale problema ci sia. Si va avanti, è ovvio che il dialogo, come dicevo appunto prima, è sempre importante, alla base di tutto anche il confronto. Il senatore De Carlo, che ricordo essere presidente della commissione più importante del Senato e si occupa anche di commercio, si è reso disponibile per incontrare queste associazioni, per capire quali sono gli strumenti per poter anche aiutare, sostenere nella città di Treviso, insomma, queste realtà, per cui noi siamo a disposizione, noi ci confrontiamo con tutti. È ovvio che insomma è passato solo un anno, ci sta il rodaggio, ma qui c'è sempre, ricordo a tutti che c'è sempre impegno, costanza, lavoro, e quindi insomma più di questo non si possa fare. La notizia è proprio che il senatore De Carlo dice se c'è qualche problema, se si possono trovare, anzi lo facciamo dire a lui. No, ma la filiera è importante, la filiera è importante. Non credo sia neanche una notizia, no, però la notizia di tutti da sempre. Però l'idea di poter dire se ci sono delle possibilità attraverso proprio la commissione, tipo non so, bandi, cose di questo genere, disponibilissimo a trovarsi con i commercianti per fare un punto della situazione magari a settembre, per vedere cosa si può migliorare ulteriormente. Ho dato la mia disponibilità all'assessore, come ho sempre dato, e anche alle associazioni dei commercianti. Pensare di incontrare i singoli commercianti diventa un po' difficile, per questo ci sono le associazioni autorevolissime, per cui metto a disposizione naturalmente tutto quello che posso per cercare di capire dove si può migliorare, ma in qualsiasi settore di qualsiasi comune si può migliorare. E quindi credo che serva a tutti, sono a disposizione anche di quegli assessori che non sono di Fratelli d'Italia, lo sono sempre stato. Ma pensi sull'agricoltura, che grandi, poi lei lo sa benissimo, interlocuzione io abbia con l'assessore Caner, quindi non ho mai fatto l'appartenenza a un partito, il discrimine se aiutare o meno. Sono a disposizione, lo faccio perché questo è il mio mandato. Ecco, un'altra domanda che ci hanno chiesto di fare è Venezia, so che è un punto dolens. Lì come vi posizionate con la giunta Brugnaro? Ma lì Venezia noi abbiamo dato il nostro sostegno a Brugnaro, gli abbiamo detto che dobbiamo rilanciare l'azione amministrativa. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale anche grazie a Fratelli d'Italia, che hanno chiesto che prima delle vacanze ci fosse un momento nel quale il sindaco poteva dire la sua, e quindi adesso noi continuiamo sapendo che tra un anno comunque c'è una scadenza elettorale e che la città di Venezia in questi 10 anni di Brugnaro è svoltata, oggettivamente, lo dicono anche quelli che non sono dalla parte politica magari di centrodestra e di Brugnaro, a dimostrazione di un grande lavoro fatto. Credo che questo lavoro meriti di arrivare alla fine, e poi dopo le altre questioni sono legate a vicissitudini non politiche che non mi competono e non mi riguardano, però io penso al rilancio dell'azione politica nell'interesse dei cittadini di Venezia, tutto il resto compete ad altre strutture dello Stato e quindi mi rimetto a loro. Io direi che con questo collegamento fiume dovremmo essere sviscerato ogni storia. Non so se hai un'altra domanda. Sì, no, su questo volevo fare una domanda cattiva. Conviene, a proposito di strategie e tattiche, conviene, chiedo a De Carlo, politicamente
in vista delle elezioni continuare a sostenere... Aspetta un attimo che glielo faccio sentire. Ah, ecco. Vai. De Carlo, mi sente? Buongiorno. La sento bene? Benissimo, fa caldo, vedo che fa caldo, fa molto caldo. Fa caldo perché convinti di avere finito nati e non pronti a questo collegamento, abbiamo giustamente, per fare risparmiare al comune di Treviso, spento l'aria condizionata, allora, perché siamo gente faccio una domanda, conscia dell'importanza delle risorse comunali. Faccio una domanda cattiva, vi conviene, a proposito di strategie e di tattiche, vi conviene politicamente continuare a sostenere Brugnaro in vista delle prossime elezioni? Noi l'unica cosa che pensiamo è essere utili ai cittadini di Venezia. E come fare, e questo è il nostro obiettivo. E come farlo dobbiamo sempre riuscire a capire se per fare ciò ci vuole un forte rilancio, una chiarezza soprattutto di quello che è accaduto e un forte rilancio, oppure altre strategie. Noi non abbiamo mai fatto una strategia che guardasse solo a noi. Siamo sempre stati il collante del centrodestra, vogliamo esserlo in tutte le situazioni. Tra l'altro abbiamo a Venezia non solo una squadra di competentissimi consiglieri comunali e un assessore brava, competente e di esperienza come la Zaccariotto, ma abbiamo come nostro rappresentante politico Raffaele Speranzon, che è al pari mio, è senatore della Repubblica, è vice capogruppo vicario al Senato, ha una grandissima esperienza, è stato consigliere comunale, e quindi sappiamo di poter contare veramente su una classe dirigente seria e che in questi anni non ha mai anteposto il proprio interesse personale rispetto agli interessi dei veneziani. Faremo così anche nell'anno che ci manca alle prossime elezioni, sperando di poter dare e lavorando per poter dare ancora un governo di centrodestra che tanto ha fatto cambiare questa città anche per i prossimi 5-10 anni. Benissimo, grazie. Altre domande? Grazie, grazie Lucio, grazie. Zanetti, sei sempre cattivo. grazie. Non solo in quest'ultima domanda, tu. Se io posso, però solidarizzo con Borgia per quanto riguarda il calcio. Allora, grazie davvero. L'unico tridente che mi sta a cuore, Ravanelli, Del Piero, Vialli, che ha vinto l'ultima Champions League della Juve. Finiamola qua, ci mettiamo anche finisce tutto il tempo. I ricordi sono bellissimi. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. Tu sei più vecchio, per l'importanza della memoria è riuscire a pasciarsi anche di cose che sono passate e che non torneranno più. Vabbè, chiudiamo questo simparietto. Momenti di grande televisione, pubblicità e di nuovo in diretta. Grazie. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Allora, prima di continuare con la cronaca andiamo a Marostica dalla nostra Vanessa Banzato, perché sta per tornare l'evento storico di Marostica, la partita a scacchi con personaggi viventi. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, alle persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo, pensate, in quella che è la fabbrica dei costumi della partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica, il laboratorio dove vengono realizzati questi splendidi costumi. Assieme a me il presidente della Pro Marostica, Simone Buco, che è quello che segue ormai da mesi questo grandissimo evento, che vogliamo ricordare non vuole essere ricordato come una semplice rievocazione storica, ma vuole essere definito uno spettacolo teatrale totalmente. Assolutamente sì, buongiorno, uno spettacolo teatrale, questo viene testimoniato anche dalla neonata collaborazione con l'Accademia del Teatro La Scala di Milano e con il subentro di una figura nuova, importante, come il coreografo Massimiliano Volpini, conosciuto a tutti come il coreografo di Roberto Bolle. Quindi innovazioni sullo spettacolo, uno spettacolo più ritmato, più deciso, più ricco di colpi di scena. 101esima partita a scacchi che andrà in scena il 6, 7, 8 settembre prossimi. In realtà è la 70esima edizione, che porta la firma del grandissimo regista Vucetic. E tra l'altro verrà proprio realizzata una mostra proprio dedicata al regista.
Sì, proprio per celebrare questi 70 anni del 1954, il 23 di agosto inaugureremo una mostra che avrà il titolo Nel segno di Vucetich, una mostra realizzata in collaborazione con i musei civici di Vicenza, dove verrà esposta parte della donazione a Breganze di quelli che sono i bozzetti, l'arte e la manualità di questo eclettico artista Vucetich. E tra l'altro qui, ecco Nicola, chiedo a Renzo Rigon se può mostrare la bellezza. Questi sono i nuovi abiti che saranno indossati da Leonora, da Oldrada, da Vieri, da Vallonara e da Rinaldo da Angarano, quindi insomma i 4 protagonisti principali della partita a scacchi. E io ecco proprio al volo chiedo a Simone Bucco, tra l'altro sono tessuti tutti d'altissimo livello. Sì, abbiamo utilizzato tessuti della manifattura Bevilacqua di Venezia, impreziositi con cristalli e perle Swarovski, e la manualità e la sapienza della nostra sarta Rosanna Moscato, che li ha confezionati centimetro per centimetro. Conseguenza sono veri e propri gioielli che si potranno ammirare nell'interezza. Quindi allora gli spettacoli saranno venerdì sera il 6, sabato sera 7 e poi il doppio spettacolo domenica. Domenica pomeriggio ore 17 e la serata conclusiva di gala domenica alle ore 21. Ci sono ancora posti? Ci sono ancora dei posti per la domenica pomeriggio e la domenica sera, venerdì e sabato sera siamo quasi sold out. Quindi insomma una grande soddisfazione per voi. Assolutamente sì, vista la promozione e il lavoro che ci mettiamo soprattutto di volontariato. Sempre uno spettacolo, la partita a scacchi a personaggi viventi è un bellissimo, grandissimo spettacolo, insomma chissà davvero che sia un grandissimo successo come sempre per l'edizione, 101esima edizione di questa partita a scacchi a personaggi viventi nella suggestiva piazza di Marostica. E da Marostica è tutto, Nicola ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Adesso noi invece andiamo nel Padovano per tornare a parlare di problematiche legate alle alluvioni, soprattutto dopo quanto accaduto nei mesi scorsi e anche in questi giorni. 17 sindaci dei comuni che si trovano lungo il Muson hanno unito le loro forze per chiedere risarcimenti veloci dopo le ultime alluvioni e fondi per le opere di difesa idraulica. Coinvolte le province di Padova e di Treviso, e indossando la fascia tricolore hanno firmato tutti e 17 un documento comune. Ha seguito questo momento, questa firma, il nostro Federico Fusetti. Sentiamolo. 17 comuni, quelli lungo l'asta del Muson, 17 sindaci, tutti con la fascia, quindi fascia tricolore che indica un appuntamento ufficiale, e la volontà di chiedere al Ministero e chiedere alle autorità competenti di aiutare chi ha subito così tanti danni dalle precipitazioni, possiamo chiamarle alluvioni praticamente. E capofila il sindaco di Campo San Piero e il sindaco di Castelfranco, quindi provincia di Padova e di Treviso, e, insomma un gesto simbolico ma veramente forte. Avete dato un segnale. Che cosa chiedete? 2 cose principalmente. Esatto, sì, il segnale l'abbiamo voluto dare appunto tutti insieme, e le richieste sono molto precise e sono 2 fondamentalmente. La prima riguarda i ristori ai nostri cittadini che sono stati danneggiati, che sono tantissimi. I danni veramente sono milioni di euro, e quindi chiediamo che nell'ambito della dichiarata emergenza vengano stabilite le risorse e le modalità per chiedere questi ristori. La seconda cosa è questa: chiediamo che oltre alla somma urgenza vengano anche velocizzati attraverso il commissariamento che è tipico dell'emergenza, altri lavori che sono necessari per la nostra messa in sicurezza. Nello specifico vasche di laminazione, cito quella di Spineda a nord di Castelfranco perché al momento ha un invaso di metà di quello che servirebbe, 500.000 metri cubi contro 1 milione di metri cubi, lavori sugli argini e anche altri lavori lungo l'alveo che sono già programmati, hanno bisogno di risorse e soprattutto di tempi rapidi.
Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcone, anche presidente della provincia di Treviso, ha parlato di 40 milioni di euro di danni circa per i privati, ma lei l'ha messa anche sul piano, diciamo, emozionale, nel senso che adesso i suoi cittadini sono preoccupati dopo quello che è successo con la piazza principale sott'acqua per 50 centimetri e insomma la paura. E assieme a loro sono preoccupato anch'io, cioè ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte di Castelfranco Veneto sale l'ansia, no? Perché l'imprevedibile è successo 2 volte e quindi non si può più parlare di qualcosa di imprevedibile. Dobbiamo far sì che torni nella comunità quella serenità e quella fiducia che è necessario avere nei confronti delle istituzioni per affrontare situazioni simili a quelle del 16 maggio e del 25 giugno a Castelfranco Veneto. E perché ciò accada bisogna lavorare per creare delle infrastrutture su tutta l'asta. E quindi io a nord stiamo lavorando e chiedo venga lavorato anche a sud e non solo sul Museo ma anche su altri canali, su altri fiumi, mi citano il Marzenego piuttosto che il Dese, in modo tale che la Venale possa scaricare le proprie acque lì e conseguentemente non caricare il Museo, e quindi c'è bisogno di lavorare tutti assieme e questo è un primo passo secondo me molto efficace. Cosa potete fare tutti insieme? Tutti insieme possiamo mantenere questo coordinamento, darci degli appuntamenti e appunto cogliere l'occasione purtroppo drammatica che si è verificata per continuare ad ottenere dei risultati concreti che mettano appunto in tranquillità i nostri cittadini e i nostri territori. Possiamo dare dei tempi anche? Sui tempi nella pubblica amministrazione si corre il rischio talvolta di fare brutta figura quando non sono direttamente collegati alle proprie azioni. Posso dirvi che non stiamo perdendo tempo, noi il nostro lo stiamo facendo e chiediamo che ognuno che è competente su questo tema faccia il proprio. Ma io penso insomma che la riflessione e quel che è successo abbia messo in moto anche un po' di coordinamento di enti sovraordinati che stanno ragionando appunto per aumentare la sicurezza idraulica di questo territorio. Così dunque Federico Fusetti e questo importante documento, questi 17 primi cittadini per risarcimenti ma anche per mettere in campo delle opere di salvaguardia. A proposito di acqua, intanto in Veneto ogni 100 litri d'acqua immessa nella rete per usi civili, quindi parliamo di acqua soprattutto potabile, ne arrivano all'utente 57,8. Gli altri 42 litri si perdono lungo le tubazioni che in alcuni territori della nostra regione non godono di buona salute. In termini assoluti, ogni giorno nella nostra regione si immettono nella rete idrica circa 1,75 miliardi di litri d'acqua, mentre la dispersione ammonta a 740 milioni di litri. È un problema già sollevato in passato, soprattutto quando c'era il periodo della grave crisi della siccità. Tra i 7 comuni capoluogo di provincia presenti in regione, la situazione più critica è presente a Belluno, dove il 64,2% dell'acqua immessa in rete non arriva nei rubinetti delle utenze presenti in città. È uno studio della CGA di Mestre, sentiamo cosa ha detto Paolo Zabeo. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Questo è l'allarme della CGA di Mestre. Un altro allarme, torniamo allora a quanto al tema con cui abbiamo aperto, cioè i furti, quello appunto dei furti nelle abitazioni ma non solo. A Vicenza è stato arrestato dai carabinieri un pregiudicato che aveva commesso una serie di furti nel 2022, però a Padova. 2 ville,
Sull'uomo arrestato dai carabinieri della tenenza di Thiene pendeva un provvedimento restrittivo disposto dall'autorità giudiziaria di Padova. Si tratta di un cittadino italiano di 39 anni residente a Due Ville, finito nelle maglie dei controlli straordinari dei militari in azione sul territorio per prevenire e contrastare i furti in abitazione. Durante le verifiche è risultato che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per aver commesso alcuni furti in provincia di Padova nel luglio del 2022. I carabinieri hanno così accompagnato il ladro nella sua abitazione, dove dovrà scontare una pena di 11 mesi di reclusione agli arresti domiciliari. Nella Marca Trevigiana invece si era dedicato a furti e spaccio a Montebelluna, un cittadino marocchino di 40 anni che è stato portato in aeroporto per essere espulso, prima ha fatto finta di svenire e poi ha tentato la fuga addirittura in pista. È stato portato all'aeroporto di Bologna per essere espulso dal territorio nazionale, ma una volta in pista prima ha fatto finta di svenire, poi ha approfittato della situazione ed ha tentato la fuga, ma è stato immobilizzato. Si tratta di un cittadino del Marocco che è arrivato a Montebelluna nel 2023 a piedi, dopo aver attraversato la Spagna, la Francia fino al confine di Ventimiglia. Una volta raggiunta la Marca si è dedicato alla sua attività criminale. Immediatamente è stato attenzionato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. L'uomo a Montebelluna si è reso responsabile di svariati reati inerenti in particolar modo la cessione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Non solo, ma lo straniero aveva dei precedenti penali in essere a marzo di quest'anno, per i quali è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. Così, su proposta dei militari dell'Arma, il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Treviso, ha disposto l'accompagnamento alla frontiera per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Tante azioni dei ladri avvengono d'estate con le case vuote per i residenti in vacanza ed erano proprio 2 ladri d'appartamento che approfittavano di queste case lasciate vuote per svaligiarle. Li ha bloccati a Padova la polizia, sono 2 veneziani. Furto sventato nella notte tra giovedì e venerdì in via Santa Lucia dalla polizia di Padova. Il periodo di ferie, con molti padovani lontani dalla città, è terreno per i cosiddetti topi d'appartamento predoni che si intrufolano nelle abitazioni. La polizia, allertata da un residente che riferiva di alcuni rumori nel vano scale, giunta sul posto con 2 volanti, ha bloccato subito le uscite dello stabile. 2 agenti, intanto, sono entrati e hanno iniziato a controllare le serrature, notando all'ultimo di 3 piani una porta forzata. Nel frattempo i colleghi rimasti al piano terra hanno notato che i cavi elettrici erano stati tranciati per mettere fuori uso i sistemi d'allarme. Gli agenti all'ultimo piano hanno inoltre notato un lucernaio che conduce al tetto dello stabile forzato ed aperto. Arrivati anche loro sul tetto, hanno notato 2 ombre che tentavano di nascondersi. Erano i 2 ladri con ancora i guanti da lavoro addosso. I poliziotti li hanno fermati e portati nell'androne dello stabile. Perquisiti, nel loro zaino c'erano 2 cacciavite e una cesoia con cui, con tutta probabilità, hanno tagliato i cavi dell'elettricità. I 2 sono stati portati in questura ed identificati. Sono un 55enne e un 35enne di Mestre e Marghera, già noti alle forze dell'ordine, con condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la cronaca. Apriremo una pagina anche sugli incidenti stradali. Sandrigo. Paura nella notte in via Europa. A seguito di un incidente stradale, un'automobile ha abbattuto lo sfiato del gas metano che ha reso necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino nei pressi dell'incrocio Fratta. Il conducente dell'automobile ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada senza coinvolgere però altre vetture. Fortunatamente l'autista non ha riportato ferite di rilievo, uscendo autonomamente dal veicolo. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Le operazioni si sono concluse verso le 6 dopo i controlli dei tecnici dei pompieri che hanno escluso possibili perdite di gas dalla rete.
Un report con luci e ombre, quello sui dati dei primi 7 mesi sulle strade trevigiane. Se da un lato diminuiscono gli incidenti, dall'altro aumentano le vittime, che passano da 32 a 35. E se si abbassa il numero delle vittime delle stragi del sabato sera, dall'altro aumenta esponenzialmente il numero delle persone trovate ubriache al volante, quasi 300 in più rispetto al 2023. 8 gli under 30 deceduti sulla strada, mentre ben 22 tra gli over 60. Le vittime da incidentalità stradale sono passate da 33 a 35, con un numero di incidenti comunque molto inferiore, quindi abbiamo di incidenti con più mortalità. Il dato fa riflettere perché evidentemente ci sono delle cause che coinvolgono attori diversi e che producono questi dati. Mi spiace vedere che la fascia più colpita è quella degli over 60. Diminuiscono i verbali di sanzione e sospensione di patente, quasi 1 migliaio in meno. Rispetto invece al 2022 sono in aumento, sia nel 2023 abbiamo avuto un aumento di tutti i provvedimenti di espulsione e in particolare per guida in stato d'ebbrezza. E l'altro aumento che abbiamo assistito su questa tipologia di sanzione, la sospensione della patente, è l'eccesso di velocità. 401 nel 2022, 464 nel 2023. Distrazione e velocità restano tra i fattori principali che causano gli incidenti, fattori sui quali la provincia, insieme alla prefettura, alle scuole e alle campagne di sensibilizzazione, sta facendo il possibile per riportare l'attenzione sul processo di guida. L'uso del cellulare, di altri dispositivi digitali e le mancate precedenze con investimenti di pedone sempre in testa. Tra i numeri più interessanti presentati si segnala il maggior numero di vittime registrato a gennaio, 9, e a luglio, 9 contro 1 nel 2023. Nessun incidente mortale invece a maggio. La primavera, tra aprile e maggio, mostra invece un forte calo degli incidenti rispetto al 2023. Sono stati 6 in 3 mesi, meno 73% contro le 22 vittime del 2023. I mortali sono avvenuti soprattutto il lunedì e l'orario più critico resta tra le 17 e le 18. L'invito è sempre quello: non distraetevi durante la guida, non guidate se non siete in pieno possesso delle vostre facoltà psicofisiche e prestate sempre massima attenzione nel momento in cui si guida un mezzo, qualunque esso sia. Bisogna rispettare il codice della strada e stare concentrati. Da settembre partiranno altri corsi che coinvolgeranno anziani, scuole e giovani a tutti i livelli, insieme al tavolo per la sicurezza coordinato proprio dalla provincia. E poi ci sono gli autovelox che, ribadiscono i sindaci, servono per la sicurezza. Lo ha ribadito anche ieri il prefetto di Treviso. Sapete però che c'è questa polemica sugli autovelox non omologati, l'inchiesta di Cosenza che ha portato al sequestro di alcuni autovelox nel Veneziano e nel Vicentino. C'è l'attacco dell'associazione di utenti della strada Alt Velox che proprio in merito alla non omologazione ha denunciato nei giorni scorsi il sindaco di Riese Pio X, il comandante della polizia locale e lo stesso prefetto di Treviso che allora risponde così. Gli aspetti poi relativi all'autorizzazione, all'omologazione, all'approvazione sono in questo momento all'attenzione del governo per che venga risolta la questione. Interviene così il prefetto di Treviso Angelo Sidoti nel caso degli autovelox non omologati finiti nel mirino dell'Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, che in queste settimane sta depositando in tutta Italia denunce nei confronti di sindaci e prefetti. Lo stesso Sidoti nei giorni scorsi è stato denunciato insieme al primo cittadino di Riese per il dispositivo di via Kennedy, mentre Alt Velox ha annunciato per la settimana prossima una querela nei confronti del sindaco Mario Conte, che ieri aveva replicato confermando l'importanza dei sistemi elettronici per la sicurezza stradale, posizione condivisa dallo stesso prefetto di Treviso. I sistemi di rilevazione della velocità sono degli apparecchi che servono, sono utili a scopo preventivo. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Angelo Sidoti poi chiarisce qual è il ruolo della prefettura quando si parla di autovelox. Non autorizza l'apparecchio.
la prefettura autorizza, dopo un'istruttoria condotta insieme agli altri organi, polizia stradale, amministrazione provinciale, ente proprietario della strada, e autorizza il tratto stradale su cui collocare l'apparecchiatura. Alla luce di questo, precisa ancora il prefetto, in provincia di Treviso sono 6 tratti stradali di altrettanti comuni per i quali è stata autorizzata la collocazione di un autovelox fisso. Di questi oggi funzionanti 2. Se questo è il problema, una situazione che potrebbe comunque subire delle modifiche nei prossimi mesi. è in atto, voi lo sapete anche perché l'ho detto altre volte, la revisione dei tratti stradali, perché potrebbero anche variare in conseguenza di quelli che sono i requisiti prescritti per il collocamento delle apparecchiature. La piaga della violenza sulle donne e dei maltrattamenti in famiglia. Nel Vicentino l'arresto di un uomo che aveva violato il divieto di avvicinamento. Arrestato un 57enne straniero presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e delle successive violazioni delle misure cautelari personali cui era stato sottoposto. Denunciato nello scorso anno da moglie e figli che lo accusavano dei maltrattamenti subiti, percosse, ingiurie e minacce, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, divieto che i carabinieri hanno accertato essere stato violato in più occasioni. Pertanto è stata emessa a suo carico l'ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Vicenza. Intanto proprio a Vicenza nasce un patto siglato tra INPS e il Comune per tutelare le vittime di violenza dal reddito di libertà agli sgravi contributivi. Sono oltre 250 le donne seguite dai centri antiviolenza di Vicenza. Per loro e tutte le donne vittime di violenza, l'INPS e il Comune ha siglato un accordo affinché riescano ad accedere più agevolmente alle informazioni e ai servizi dell'INPS dedicati attraverso un canale protetto. Il tutto in modo da fruire delle tutele accordate dal legislatore, come il reddito di libertà, congedi e indennità, sgravi contributivi, accoglienza nei convitti dell'Istituto degli Orfani e i figli di vittime di violenze. Rivolto a quelle donne che sono vittime di violenza, che potranno così conoscere tutti quegli strumenti pubblici che lo Stato gli mette a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il reddito di libertà, ma soprattutto anche tutte quelle opzioni che sono percorribili per una donna che decide di uscire dal suo stato di violenza, ma soprattutto di riprendere una propria vita. È un'attività che va ad aggiungersi a tutte quelle che il Comune di Vicenza sta portando avanti, non solo il centro antiviolenza, ma anche questo percorso importante di coprogettazione con oltre 25 soggetti del terzo settore e privato sociale che stiamo cercando di attivare proprio per migliorare tutti questi servizi. Finora nel Vicentino i dati del 2023, ma quelli del 2024 lo confermano, sono molto limitati, anche inferiori a 10 domande. Avevamo tra 5 e 10 domande di reddito di libertà, per esempio, che è una prestazione che offre un importo per garantire un'iniziale situazione di autonomia, quindi per aiutare, che ne so, un pagamento di un alloggio o gestire i figli nei primi mesi. Sono tutte misure. Però ciò che conta attraverso questo protocollo è il primo contatto. Presentato a Padova il report dell'attività della Croce Rossa, da cui emerge un dato preoccupante: sempre più padovani versano in difficoltà economiche e si rivolgono alla Croce Rossa. Padovani sempre più poveri, questo emerge dal report annuale sull'attività del Comitato Padovano della Croce Rossa. Proprio il comparto del sociale ha fatto emergere questo dato. In un anno le famiglie che si affidano all'aiuto alimentare dei volontari è passato da 600 a 720. Il 40% di queste sono italiane. La Croce Rossa ha anche progetti legati alle cure odontoiatriche e alle cure oculistiche, e anche in questi due casi le richieste sono in crescita. Purtroppo è un indicatore di sofferenza sociale che negli ultimi anni è cresciuto, magari progressivamente, ma è sempre cresciuto. Non l'ho mai visto in diminuzione, fatta eccezione per il periodo del Covid, in cui alcune cose erano ferme, no? Ma subito dopo il Covid la crescita è ripresa. La distribuzione di vivere è un indicatore diretto, uno non è capace di fare la spesa, c'è poco da dire e meno da fare, ma anche le richieste di intervento di cure odontoiatriche, che sono cure gratuite
anche per patologie banali che hanno un basso costo. Quello degli occhiali, che è un servizio che noi facciamo che ha un tetto di offerta perché ovviamente è legato alla disponibilità dei materiali e degli ottici e degli oculisti, ha però un aumento di pressione nella richiesta. Molti i campi di intervento della Croce Rossa, dalle emergenze sanitarie alle emergenze ambientali. 1500 i volontari che hanno donato alla comunità più di 8000 ore di servizio. In crescita anche i servizi legati al SUEM 118, un aiuto che ha fatto risparmiare molti soldi alla sanità pubblica. Se consideriamo che se avessimo dovuto pagare con risorse economiche le figure professionali che hanno prestato i servizi sulla base della specifica competenza, infermiere piuttosto che medico, piuttosto che autista soccorritore, insomma la sommatoria delle ore dedicate si valorizza in più di 2.800.000 euro nello scorso anno. Tra i molti servizi che vengono offerti anche quello di formazione per i più piccoli. Con l'ospedale dei Cerotti cerchiamo appunto nelle fasce più giovani della popolazione, quindi gli anni dell'asilo, i primi anni delle elementari, di avvicinare i bambini e i ragazzi al concetto del personale sanitario, in modo tale che quando si trovano a contatto non siano spaventati ma che possano vivere serenamente questo rapporto. E per il 2025 il Comitato Padovano prevede anche una spesa di 180.000 euro per l'ammodernamento della storica sede di Via della Croce Rossa, inaugurata negli anni 60. Torniamo a parlare del compleanno di Giancarlo Gentilini, oggi 95 anni, e ieri sera lo sceriffo è stato festeggiato, come vediamo in queste immagini, in anticipo dagli alpini del gruppo Città di Treviso, dai suoi alpini, con un brindisi, un momento di convivialità tra lo storico sindaco per sempre, come è stato chiamato in quel famoso consiglio comunale con la fascia tricolore, e le penne nere. Questa è la festa dunque degli alpini ieri sera per Giancarlo Gentilini, che compie oggi 95 anni e che, lo abbiamo detto e ve lo ricordiamo di nuovo, sarà protagonista questa sera dalle 21 di una speciale prima serata con Lucio Zanato nella sua abitazione per ripercorrere questi 95 anni sempre in prima linea. Uno speciale curato proprio da Lucio Zanato, in onda alle 21. Vediamo. Ordine, disciplina, e non vuole che Treviso venga un centro di droga, di prostituzione e di intrallazzi. Questo è il compito e questo è il messaggio che io do a tutti i cittadini. È solo uno dei tanti contributi che abbiamo preparato per i 95 anni di Giancarlo Gentilini e che commenteremo insieme al protagonista dalle 21 nella prima serata di Antena 3. Un omaggio dalla nostra emittente per una personalità che ha firmato un capitolo lungo 20 anni della millenaria storia di Treviso. Osannato, criticato, studiato, ma soprattutto copiato, Gentilini passa alla storia per aver creato un nuovo stile in tutta Italia di amministrazione comunale. Amato o odiato, c'è chi, come il presidente di Cassamarca, banca dove Gentilini ha curato l'ufficio legale per 35 anni, che lo commentava così. Gentilini, impossibile dare spiegazione a Gentilini. Vale il Vangelo. Agli occhi non vede, alle orecchie non sente. Poi ho un vecchio di 80 anni, non vede niente, non sente niente, solo i tombini e i marciapiedi. Che resti là? Stia attento che il tombino sia chiuso, che non precipiti dentro. Ma lui ha sempre tirato dritto, come nella rivoluzione della viabilità dentro e fuori le mura, il famoso PUT, che il prossimo anno toccherà il quarto di secolo di attività e che ai nostri microfoni raccontava così. Siamo su un nodo di Porta Santi 40, un po' di rallentamento perché ci sono immissioni che vengono da Viale Montegrappa, però si supera un colpo di acceleratore e ci mettiamo subito in marcia. Mi sembra di essere nelle grandi città, sai? Domani sera rivedremo con Gentilini la Treviso dal ventennio fascista al Covid, commentando le trasformazioni della città ma anche della comunità trevigiana. Ecco, siete bellissima accoglienza. Cosa volete di più? Questo è un sindaco di razza Piave. Il traguardo dei 95 anni di Giancarlo Gentilini dalle 21 nella prima serata di Antena 3. Il nostro e il vostro regalo di compleanno al sindaco di Treviso per sempre. Poi vi ricordo un altro appuntamento con la programmazione. Questa sera il compleanno in diretta con Giancarlo Gentilini dalle 21, domani invece dalle 15:30.
vi racconteremo in diretta il Palio di Feltre, quindi un altro appuntamento della nostra programmazione. Quello di Giancarlo Gentilini è un film della sua vita questa sera, e a proposito di film andiamo dal nostro Lorenzo Maier al Lido di Venezia, perché è iniziato il mese che porta alla Mostra del Cinema. Una mostra del cinema che, come abbiamo visto anche prima con Filippo Fois quasi in apertura, vedrà l'eco delle proteste contro il sindaco Brugnaro, ma che come grande notizia vede il ritorno dei divi di Hollywood al Lido. È così. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Intanto approfittiamo per fare gli auguri a Gentilini e a dire che lo aspettiamo alla Mostra del Cinema di Venezia, anzi sarebbe un graditissimo ospite qui al Lido, che chissà che magari venga a trovare questo parte di territorio che comunque lui conosce. Se lui magari ci sta anche ascoltando, se avesse voglia di farci questo regalo, sono sicuro che tutti lo aspetteranno a braccia aperte, per cui lanciamo anche questo invito. Se il sindaco emerito ha voglia, è benvenuto. Una mostra, sì, come dicevi giustamente tu, che ha grandissimi stimoli quest'anno per quanto riguarda appunto gli episodi di cronaca. Da sempre il red carpet del Lido è anche si presta a portare alla ribalta anche tematiche che non hanno nulla a che vedere con il cinema, che non hanno nulla a che vedere con la programmazione, ma che interessano la città di Venezia. Ci sarà appunto questo annuncio di protesta delle associazioni, dei partiti che sono contrari al sindaco. Ci sarà anche, come hanno ricordato ieri i nostri microfoni, molto probabilmente anche inclusioni delle mamme che cercheranno di raggiungere la cittadella del cinema per manifestare per una sanità più efficiente al Lido di Venezia e nelle isole dell'estuario, per cui parliamo della Venezia insulare. Anche questo sarà una cosa da seguire. Per quanto riguarda la mostra, siamo ormai nella fase finale dei preparativi, siamo nel vivo dei preparativi. 28 agosto, 7 settembre, un programma quest'anno davvero ricchissimo che, come sottolineavi tu, ha come leitmotiv il ritorno dei grandi divi americani. C'è stato il Covid negli anni precedenti, poi c'è stata comunque una ripresa, anche se comunque la mostra, lo ricordiamo, è stata l'evento mondiale che si è tenuto con prescrizioni anche durante il Covid. Un grande applauso va a tutta la Biennale al direttore Alberto Barbera. L'anno scorso i divi americani non c'erano stati, se non qualche eccezione per lo sciopero appunto di Hollywood, dei divi di Hollywood. Quest'anno ritornano in grande stile, un programma ricchissimo con 5 film in concorso e una programmazione che, come ha detto Alberto Barbera in fase di presentazione, vedrà un rispecchiarsi di tutte le tematiche, quindi ci saranno anche argomenti scomodi, ne citiamo, o che comunque faranno discutere. C'è il grande ritorno dell'erotismo e della sessualità in tutte le sue forme, ma c'è anche sarà protagonista purtroppo la guerra, che è un dramma dei nostri giorni. C'è un documentario sulla figura di Benito Mussolini che in preview ha già scatenato discussioni. Ci sono 5 film italiani in concorso davvero molto attesi. C'è soprattutto il ritorno di George Clooney e Brad Pitt, che George Clooney in particolare da qualche anno non calcava il red carpet del Lido. Proprio poche ore fa è stato annunciato un film a sorpresa l'ultimo giorno, quindi non in concorso, ma un grande evento che vedrà anche il ritorno di Kevin Costner qui in Laguna, quindi davvero un menù molto ricco. Non c'è solo poi il concorso principale, ci sono anche le altre sezioni con per esempio Francesca Comencini, tante tematiche che interesseranno il pubblico degli spettatori. C'è poi
un documentario che andrà in scena la giornata degli autori, che vedrà riflettere Sei lui, il protagonista del film di Io Capitano di Garrone, che ha girato un documentario andando ad intervistare i calciatori che sono stati oggetto di insulti razzisti, che quindi Saidu tornerà al grido. Ci sarà molto probabilmente anche qualche calciatore di grido che sarà qui. Verrà celebrato con un red carpet speciale la promozione del Calcio Venezia, ma davvero divi da tutto il mondo. Ascolta, poi c'è anche il Leone d'Oro alla carriera, no? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, che il direttore Barbera ha detto che già da molti anni, diciamo, lo aveva nel novero delle persone che avrebbe voluto premiare anche prima, dicendo che è un Leone d'Oro per davvero un personaggio che, a detta di Barbera, ma anche di moltissimi altri di tutto il cinema mondiale, è stato riconosciuto meno di quello che avrebbe meritato. Quindi Venezia vuole dare questo premio comunque un personaggio conosciutissimo, ma come un po' anche una rivalutazione, ecco, di Sigourney Weaver. Certamente anche su questo Venezia farà molto bene. C'era la madrina Sveva Ruviti, che sarà una scoperta perché ha girato alcuni film, ma non è conosciutissima, è più conosciuta a livello internazionale che non in Italia, ma è una sorpresa sulla quale Barbera ha detto di credere ciecamente. Sarebbe stata in lizza anche lo scorso anno, poi la scelta cade su Caterina Morino, e quindi tantissime sorprese e la celebrazione per il centenario di Marcello Mastroianni. Assolutamente, questa è una cosa fondamentale. Allora ti faccio l'ultima domanda. Tu che hai potuto vedere, insomma, nel dettaglio, qual è il film che aspetti di più? Il film che aspetto di più per il valore che ha per Venezia, il rapporto che c'è da lungo tempo, è quello queer di Luca Guadagnino, ma davvero lo si dice ogni anno, ma quest'anno con 5 film italiani in concorso c'è la speranza che chissà il Leone d'Oro si possa vestire il tricolore. Non sarà facile perché ci sono davvero anche tantissimi altri film, 21 film in concorso da tutto il mondo, e con altri paesi veramente rappresentati con calibri da 90, ma Venezia, che pure negli ultimi anni ha ricevuto qualche premio importante, anche molto importante, appunto Matteo Garroni, ma anche Michele Ramazzotti, piuttosto che anche Sorrentino con il premio per la regia. Però è da qualche anno che da molti anni in realtà, che non vede assegnare il Leone d'Oro, per cui io faccio il tifo per uno dei 5 film italiani, con Guadagnino che è in cima alla mia top list. Però la mostra è bella perché offre anche tantissime sorprese, quindi i pronostici sicuramente, molti dei pronostici saranno stravolti da quello che poi sarà un grande classico, il grande classico, i pronostici li sbaglia solo chi li fa. Esatto, come ha detto poi più volte appunto il direttore Barbera, al di là dei premi, l'importante sarebbe che poi i film usciti dal festival abbiano un percorso bello nelle sale, perché sarebbe un segnale importante per tutto il mondo del cinema, che, come ha ricordato Barbera, per quanto riguarda il cinema italiano sta un po' soffrendo, cioè per quanto riguarda i 5 film scelti per il concorso della mostra e gli altri che sono entrati nella programmazione delle sezioni.
che è sicuramente un altissimo livello, però molti altri film stanno soffrendo anche per la mancanza di fondi, per il problema di avvicinare il pubblico nelle sale, per cui una missione del festival è anche quello di portare la gente nelle sale. Benissimo, io ti ringrazio, grazie a Lorenzo Maier, buon lavoro, noi siamo anche in chiusura, vi ricordo che adesso dopo il meteo andrà in onda Agricoltura, lo spazio con Lucio Zanato, poi Cook Academy, poi alle 2:30 il film Tropa de Elite, un film d'azione ambientato in Brasile. Arrivederci, grazie.